perché siamo in fascia protetta e poi questa è una radio seria, però veramente non puoi, mentre stanno andando gli Jamiroquai con Cosmic Girl, anno di grazia 1996, smettila. Non puoi uscirtene intonando dimmi quando tu verrai. Ma c'era scritto nella chat quando, e allora dimmi quando tu verrai, e vabbè, cioè, uno pensa a JK che ha perché dovuto voi guidare... non vi siete visti nel fuori onda, io ve lo dico, cari radioascoltatori che ci state seguendo, magari succede di tutto in macchina, fate, sbrigate, state, non so, facendo la spesa, ci ascoltate nell'auricolare, che vi siete persi la cosa più esilerante, più bella che io ho potuto godermi con questi occhi durante la trasmissione della musica, cioè il balletto di Antonino Danna, il balletto in versione disco music di Antonino Danna, che è qualcosa di imperdibile che, ragazzi, me lo sono potuto godere solo io, quindi insomma... Vabbè, ma non l'ho capito io. Io avevo 16 anni e questo pezzo andava, a me sono sempre piaciuti e poi tra l'altro Traveling Without Moving è un album straordinario anche perché hanno fatto una partita di album, una quantità di album dove praticamente appare sulla copertina JK, l'uomo con il cappello con le corna, quello dei Jamiroquai, però incastonato nello stemma della Ferrari, quindi sotto c'è il tricolore e c'è lui al posto del cavallino e lo trovo straordinario. Ma oltre a questo fatto, non tutti sanno che mentre giravano il video si ruppe il parabrezza della Lamborghini guidata da JK e lui ha dovuto guidare a tutta birra senza parabrezza. C'è anche una Ferrari, quella Ferrari è di Nick Mason, il batterista dei Pink Floyd, il quale la guida di persona. Allora, noi adesso, dopo questo bellissimo ricordo, siamo veramente, almeno io mi sono commosso perché mi sono ricordato che questo pezzo andava fortissimo. Bravo, ti sei ricordato che sei vecchio! No, la prima festa dei 18 anni a cui sono andato, quella del mio compagno di classe Cesare Martino, che saluto. Ciao Cesare, oggi valente. La festa dei 18 anni mi sembra la festa, com'era? Tapparella quella lì. No, quella era la festa delle medie di Tapparella. Cesare Valente, avvocato in quel di Firenze. Però ti rivedo, ti dico la verità, ti rivedo tanto, mi spiace Antonino, proprio nella... Adesso mi hai fatto venire, dobbiamo metterla poi, mi spiace. Tapparella di Elle e le storie tese, ma l'ho messa un paio di settimane fa. Perché ci rivedo molto, perché rimembra proprio gli anni 90, quindi è tu non vieni, non importa, sai, ci avevo judo, ma se serve vi porto i dischi, anche così potrete ballare i lenti. In questo momento, però quello è un gran pezzo, sono dei gran musicisti. Sì, vai sì. Il Parlamento, dai. Lorenz, se sei pronto, allora abbiamo Simona Loizzo, è un qui Parlamento un po' lunghetto, ma Simona Loizzo ha argomenti seri di cui discutere, quindi con mucho gusto mandiamo il qui Parlamento, se sei pronto. Sigla. Qui Parlamento. Presidente, la sclerosi multipla è una malattia cronica neurodegenerativa che attacca il sistema nervoso centrale, altera le funzionalità delle aree cognitive, emotive, motorie, sensoriali e visive delle persone che ne vengono colpite. La sclerosi multipla si manifesta con sintomi diversi, variabili da persona a persona, a seconda dell'entità, della sede della lesione nel sistema nervoso centrale. I sintomi più comuni sono l'astenia, il senso di intorpidimento, i disturbi motori e della coordinazione, i disturbi visivi e della sensibilità. A queste manifestazioni possono accompagnarsi ulteriori sintomi come i disturbi del linguaggio, i problemi di udito e di equilibrio, tremori. Il barometro della sclerosi multipla e patologie correlate 2023, frutto del lavoro dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che oggi intendo assolutamente ringraziare per il contributo fornito all'elaborazione di questa mozione e del confronto continuo con i pazienti, le istituzioni e la rete degli operatori, offre una fotografia incredibile della sclerosi multipla e della sua realtà in Italia. Secondo Barometro 2023, le persone con sclerosi multipla sono circa 1 milione in Europa,
137.000 in Italia, con nuovi 3.600 casi all'anno. Nel nostro paese si registrano 221 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, che arrivano in una regione come la Sardegna a 410 casi per 100.000 abitanti. La sclerosi multipla esordisce in ogni età della vita, ma come dicevo prima alla collega Boldrini, il vero problema è l'insorgenza tra i 20 e i 40 anni, perché le donne tra i 20 e i 40 anni sono colpite in misura maggiore, quasi 3 volte di più. La sclerosi multipla è una malattia complessa ed eterogenea, rientra tra le patologie croniche e al momento non esiste una cura definitiva, ma tanti tentativi di cura con farmaci innovativi, per cui bisogna sempre ringraziare la ricerca scientifica italiana ed europea. Fattori come la cronicità, l'insorgenza giovanile, l'imprevedibilità del decorso della malattia incidono sulla qualità della vita e coinvolgono l'intero nucleo familiare. Un sostanziale miglioramento della qualità di vita delle persone con sclerosi multipla può essere ricercato con approcci multidisciplinari, come l'applicazione di protocolli per la diagnosi tempestiva e il miglioramento nel percorso assistenziale dei pazienti e delle famiglie. A oggi quasi una persona con sclerosi multipla su 2 riceve meno assistenza di quanto avrebbe bisogno. Una persona con sclerosi multipla su 3 lamenta tempi di attesa molto lunghi per la risonanza magnetica e il 40% dei pazienti segnala carenze nel percorso di presa in carico specialistica, alle quali si aggiungono restrizioni nell'accesso ai farmaci modificanti la malattia. Anche la riabilitazione, nonostante qualche regione faccia eccezione, rimane uno dei punti più fragili di sistema, con il 42% dei pazienti che non è riuscito ad accedervi o che ne ha comunque tratto minimo beneficio. La sclerosi multipla pesa sui pazienti, sulle loro famiglie, anche dal punto di vista economico. Provo a fare un riassunto: circa 5.000 euro per paziente, che arrivano a 12.000 quando i pazienti arrivano a forme più ingravescenti e raggiungono i 25.000 euro per le famiglie costrette a spendere di più, che corrispondono a quelle famiglie che hanno i malati più gravi. Per contribuire al superamento delle descritte criticità, noi ci siamo fatti aiutare dall'Associazione Sclerosi Multipla a scrivere questa mozione, sottolineando l'importanza della promozione della telemedicina, dell'accesso a strumenti digitali integrati. In questo ambito la telemedicina svolge sicuramente un ruolo fondamentale per il miglioramento dell'accesso ai servizi e alle prestazioni e per il monitoraggio delle condizioni del paziente con sclerosi multipla, per verificare l'appropriatezza e l'aderenza alle cure e ai protocolli, il rapido intervento in situazioni di emergenza, nonché per l'orientamento e l'indirizzo della rete dei servizi. Come Presidente dell'Intergruppo di Sanità Digitale, oggi voglio sottolineare con la mozione l'importanza che ha la televisita come strumento di integrazione dell'offerta di cura tradizionale, che può migliorare quella che da sempre sono considerati i principali indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza. La telemedicina non deve però ridursi ad un prodotto tecnologico, a un'attività autonoma e scollegata rispetto alle attività in presenza, ma deve rappresentare una risorsa aggiuntiva e complementare e un ruolo fondamentale nel garantire soprattutto la maggiore equità di accesso alle cure in quelle regioni e per quei pazienti in cui raggiungere fisicamente il paziente è diventato realmente problematico. Ma soprattutto voglio sottolineare l'importanza della teleassistenza nella sclerosi multipla da un punto di vista organizzativo ed economico del sistema sanitario. Il documento PDTA per la sclerosi multipla, promosso da Agenas su suggerimento del Ministero della Salute, che intendo ringraziare nella persona dell'onorevole Gemmato per l'attenzione data al piano delle cronicità,
Definisce la sclerosi multipla una patologia adatta all'applicazione della telemedicina, nonché un potenziale modello per tutte quelle patologie neurologiche e croniche in ragione della sua eterogeneità clinica e dei diversi bisogni e percorsi terapeutici che ne derivano. Una survey importante, recente, approvata dall'Associazione Sclerosi Multipla, ci dice che tutte le attività di cura e follow-up della sclerosi multipla possono essere erogate da remoto, tranne ovviamente la diagnosi. L'aggravamento delle condizioni del paziente con grado elevato della scala di disabilità non modifica l'atteggiamento dei medici che hanno già cominciato a sperimentare l'utilità delle televisite anche per i casi più gravi nell'attività di follow-up e monitoraggio nel tempo. L'assenza di adeguate condizioni operative, di forme di finanziamento specifico, di competenze diffusa e di un'adeguata dotazione tecnologica può rappresentare in sintesi un arresto dei sistemi di telemedicina e quindi di cura e terapia da remoto. D'altra parte sappiamo tutti che il PNR ci viene in aiuto perché nella componente 1 del PNRR il subinvestimento 1, 2 e 3 ha proprio questo obiettivo: promuovere e rendere strutturali nel sistema sanitario nazionale le prestazioni di telemedicina a supporto dei pazienti con malattie croniche. Il telemonitoraggio oggi rappresenta quindi lo strumento digitale di grande supporto nei pazienti neurologici. La digitalizzazione rappresenta per noi, per il nostro governo, per il sistema sanitario nazionale la sfida delle sfide. Quindi noi vogliamo, e concludo, impegnare il governo ad adottare tutte le iniziative volte a favorire l'attuazione delle linee di missione dell'agenda della sclerosi 2025, promuovere e adottare iniziative di competenza per rendere strutturali nel sistema sanitario nazionale i servizi e le prestazioni di telemedicina, promuovere le definizioni di codificazione di una tariffazione unitaria, è quello che stiamo cercando di fare col governo anche per le patologie degenerative, ad adottare iniziative di competenza volte ad approvare formalmente il percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la sclerosi multipla pubblicato da Agenas, a promuovere gli investimenti regionali in formazione e aggiornamento che mirano a rafforzare le competenze tecnologiche e digitali dei nostri professionisti, e ancora una volta a seguire tutte le famiglie attraverso l'elaborazione di proposte di legge che sono già in esame su caregiver, stare vicino alle nostre famiglie, per un coordinamento che preveda anche la partecipazione delle associazioni dei lavori del tavolo tecnico, a sostenere soprattutto alla ricerca scientifica nelle aree prioritarie dell'agenda della sclerosi multipla e delle patologie correlate, favorendo il coordinamento dei progetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo il modello di governance della ricerca e innovazione responsabile e partecipata. E concludo dicendo che la sclerosi multipla è solo l'iceberg di una serie di malattie neurodegenerative che oggi richiedono una grande risposta e che possono trovarla nell'assistenza teleguidata e in tutte le forme di assistenza digitale che noi insieme al governo vareremo secondo la missione della PNRR numero 1. Grazie. Grazie. Qui Parlamento.
La prevenzione reale, oltre a fare quello che ho appena detto, voi la linea. significa anche Ben ritrovati. Ho tolto la parola a Antonino Danna. Ho visto proprio Antonino che stava per parlare e l'ho fatto apposta così. La tua parola a te, Antonino. Dai, che volevi dire una cosa prima di iniziare con il nuovo ospite, vai. No, appunto, avete appena ascoltato KC and the Sunshine Band, That's the Way I Like It, 1975, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Qui a Chilometro Zoom, Antonino Danna e Lorenzo Viviani, i crisomicrofonati. Vi ricordo che abbiamo vinto il microfono d'oro. Ce l'abbiamo solo nella cosa dietro le spalle, abbiamo un microfono gigante, quindi insomma un po' inquietante anche, devo dire. Ecco, appunto. Voglio anche dire una cosa, visto che si sta parlando di Bob Kennedy Jr., c'è un altro fatto che viene fuori dall'orientamento del nuovo ministro della sanità americano. Lui, per esempio, è un appassionato cultore e propalatore del latte crudo. Il latte crudo in America è vietatissimo. La Food and Drug Administration dice che può far venire le Escherichia coli, può far venire la salmonella e così via, anche perché quelli si bevono il latte freddo di frigo, fate un po' voi, mentre invece in Italia il latte crudo è possibile venderlo, tant'è vero che ci sono i distributori in molti paesi. A Castano Primo, per esempio, ce n'è uno. Te lo vendono però a condizione che il consumo avvenga dopo bollitura. Difatti io ricordo che una volta l'ho comprato e non era niente male, devo dire la verità. Il latte crudo, dopo che gli dai una bella bollitura e tiri via tutto il velo, ti assicuro che è qualcosa di straordinario, ha un buon sapore. Gli Stati Uniti passeranno da cibi iperprocessati al latte crudo. Al latte crudo. Comunque sia, una cosa che non si può bollire invece sono le ostriche, e parleremo proprio di ostriche adesso, perché tutti gli anni, come ben sapete, siamo in piena legge di bilancio, quindi emendamenti, ed è una cavalcata che abbiamo sempre cercato di fare, abbiamo sempre cercato di portare avanti anche su queste frequenze, e far capire alla gente un messaggio, cioè che le ostriche non sono un bene di lusso, che le ostriche non sono solo per ricchi, e per questo abbiamo sempre sponsorizzato il fatto di abbassare l'IVA per rendere più competitivi i nostri produttori, abbassare l'IVA all'ostrica, che adesso è il 22%, per cercare di incrementare queste produzioni, perché l'Italia siamo i primi consumatori e soprattutto dobbiamo incrementare una produzione che è importantissima non solo per le nostre imprese, quindi per le tasche degli italiani, ma è molto importante per l'ambiente. Ma ce lo spiega molto, molto meglio di quanto l'ho detto io il nostro amico di Radio Libertà, il grande Paolo Varella, mitilicoltore spezzino, anzi presidente dei mitilicoltori spezzini. Ciao Paolo! Bentornato! Ciao. Buonasera, grazie, buonasera a tutti. Allora, quindi non ha ragione la pubblicità degli evasori fiscali che si mangiano le ostriche alla faccia della comunità. Ma purtroppo l'ostrica subisce tutta una serie di luoghi comuni, il primo dei quali è considerato un bene di lusso, invece è un cibo popolare. Noi vendiamo ostriche, oltre che allevarle, le vendiamo a tutti, a chiunque, anche perché l'ostrica italiana, diciamo che ha un prezzo medio di 15 euro al chilo, poi ovviamente ci sono le selezioni, però insomma c'è veramente a tutti i prezzi. Facendo le dovute proporzioni, io credo che un'insalata caprese con una mozzarella e dei pomodori quali due costi di più, se andiamo a fare i conti della massaia. Questo è un fatto, quindi il discorso del cibo di lusso, che è veramente offensivo per chi lavora in mare tutti i giorni e con tutte le condizioni meteo. In secondo luogo, come diceva Lorenzo, insomma, le ostriche, come gli altri molluschi bivalvi, quando crescono accumulano CO2 nei loro gusci, quindi sono climate friendly, contribuiscono ad abbattere la concentrazione di CO2 che è nell'atmosfera. Ci sono studi che lo dimostrano, infatti noi stiamo lavorando come rete degli ostricoltori italiani, perché ebbene sì, gli ostricoltori italiani si sono tutti messi intorno a un tavolo, siamo in tanti e ci stiamo parlando, stiamo crescendo insieme e insomma stiamo portando avanti questa istanza. Per quanto riguarda l'IVA,
più che abbassamento dell'aliquota è un adeguamento dell'aliquota. Bravo, Perché hai detto molto bene. in Italia Scusami. si parla sempre di Made in Italy, però allora, l'ostrica italiana ha l'aliquota IVA al 22%, l'ostrica francese ha l'aliquota IVA al 10%, l'ostrica spagnola mi sembra al 6% e addirittura quella portoghese al 5%. Ora qualcuno mi spieghi perché dobbiamo sempre avvantaggiare i nostri amici, perché voglio dire, l'IVA non è che ci danneggia a noi, cioè l'IVA viene caricata sul consumatore, no? Perché essendo un imposto di valore aggiunto è il consumatore che la paga di più. Però a questo punto, se noi riuscissimo ad adeguare l'aliquota IVA uguale a tutti quanti dell'Unione Europea, penso che potremmo giocare tutti ad armi pari. Assolutamente. No? Quindi, insomma, Paolo, ti interrompo su una cosa. Assolutamente, io sono d'accordo con te, ma è pazzesco che in questa comunità europea che ha voluto unificare la moneta non abbia unificato, diciamo, una cosa come l'IVA, che invece era da, diciamo, era un peso che dovevamo portare, un peso che serve per la società, ma che doveva essere portato, diciamo, a pari merito allo stesso livello in tutte le nazioni, soprattutto perché molte volte abbiamo queste produzioni che naturalmente sono in sano conflitto, in sana competizione. Ti faccio una domanda però. Ecco, a parte le cifre di cosa vuol dire l'ostrica in Italia, di quanto stia andando avanti, però il punto di questa situazione è che ogni volta ci sono gli emendamenti, poi nascono degli articoli, fatemi dire, solo per buttarla in cacciara, quindi arriva l'articolo, si butta in cacciara, si dice volete il partito, quindi paradossalmente chi presenta questo famoso emendamento hai detto bene la parola te, non per abbassare, per adeguare, perché ricordiamo che sugli altri prodotti ittici è già il 10%, quindi una cozza la pagate col 10% di IVA, l'ostrica no. Ecco, però tutte le volte che si porta avanti questo emendamento ci inizia il cinema. Questi hanno fatto la leggina di bilancio, questo e quest'altro, indipendentemente da destra a sinistra, però è una battaglia. Facciamo capire una buona volta che è una cosa che serve, fammi dire, anche in tante zone dove si deve riconvertire per il granchio blu, dove comunque si aprono le produzioni, dove c'è uno studio, perché voi state lavorando, studiando, fare le ostriche non vuol dire mettere e iniziare da zero e prendere, non so, sembra che si va da una cosa, c'è uno studio, c'è un lavoro per il guscio, per far venire bene l'ostrica, c'è un lavoro veramente molto fino da parte dei nostri ostricoltori che stanno aumentando tantissimo il livello. Mi sbaglio, Paolo? No, assolutamente d'accordo, ma fare articoli è un po' giocare a vincere facile, no? Perché comunque non essendoci una cultura, vai a fare un articolo del genere in Francia, fallo in Francia un articolo del genere, parlo delle nostre, come articoli di lusso, voglio dire che la gente la domenica mattina esce e va, diciamo, a messa e poi va a comprarsi le ostriche, no? Voglio dire, cioè, è una questione anche di cultura e pensare che noi italiani siamo quelli che hanno insegnato nel 1700 a coltivare le ostriche ai francesi, e questa cosa veramente a me mi fa una rabbia pazzesca. Ma il discorso è questo: noi come ostricoltori sì, stiamo crescendo, ci studiamo, stiamo facendo grossi investimenti, anche il fatto che siamo alla seconda, stiamo per fare la terza edizione dell'Italian Oyster Festival, il festival italiano delle ostriche. Da cui abbiamo fatto una ridiretta, voglio ricordare, abbiamo fatto una diretta avevamo fatto una sulle frequenze di Radio Libertà, però vai, scusami. Certo, assolutamente. Però ecco, se io vi dico che il tartufo di terra ha l'IVA al 4,5%, vado a memoria, se ho sbagliato di mezza percentuale, al 5 diciamo. Si scandalizza qualcuno? No. Cioè, voglio dire, no? Stiamo parlando invece di ostriche che vanno a 15 euro al chilo, che le possono comprare, cioè le può comprare chiunque. Ma voglio dire, continuiamo sempre a fare il discorso, la battutina, ostriche, champagne, caviale. Ragazzi, qui c'è gente che lavora, ok? C'è gente che investe, c'è gente che ha perso tutto, o per le orate come qui alla Spezia, per quanto riguarda la viticoltura, o per il granchio blu in Adriatico, e in parte sta riconvertendo il proprio lavoro a fare le ostriche, perché le ostriche sono più resistenti, perché le ostriche resistono di più anche al riscaldamento del mare, resistono
alle orate e ai granchi blu perché vengono coltivate dentro a dei contenitori rigidi. Quindi cosa facciamo? Non facciamo le ostriche o non chiediamo un adeguamento dell'IVA? A me sembra tante volte anche una mancanza di responsabilità da parte di chi deve anche legiferare, anche perché io posso anche arrivare a capire che il 22% di IVA sulle ostriche forse è dovuto al fatto che in Italia le ostriche magari non se ne coltivavano pochissime, quindi magari erano oggetto di commercio, quindi come tutti gli altri articoli di commercio magari metti un'aliquota IVA alta, però dal momento che noi siamo agricoltori del mare, perché gli ostricoltori come i vitilicoltori o i venericoltori sono considerati contadini del mare, io sono un agricoltore autonomo, e a quel punto lì perché mi applichi l'IVA, un'aliquota che è del commercio? Io sono un produttore primario, quindi mi adegui all'IVA ai miei colleghi francesi, ai miei colleghi spagnoli, tedeschi e così via. E Non fammi mi dire una sembra... cosa, Paolo, prima di lasciare la parola a Antonino, che ti volevo fare una domanda, che è un intervento che però va verso un incentivo per le produzioni, per il lavoro, fra parentesi, ricordiamo i nostri ascoltatori, un lavoro che sottrae CO2 atmosferica, si parla sempre di cambiamenti climatici, dei gas serralteranti, la CO2 è uno di quelli, l'ostrica è fatta di carbonati, carbonato lo prendo dall'acqua vuol dire che lo prendo dall'atmosfera e quindi praticamente sottraggo, faccio quelle famose belle cose che si chiamano i crediti di carbonio, quindi tutta roba che serve, tutta roba bella, tutta roba fatta bene, ecco, e non è il solito, diciamo, intervento, soprattutto per dei settori detto molto bene in difficoltà, perché abbiamo l'orate nel Golfo di La Spezia e negli altri golfi italiani, abbiamo il granchio blu che ha distrutto la venericoltura, tanti potrebbero invece di chiedere, diciamo, sovvenzioni che verranno date sicuramente, dovranno essere date per chi è in difficoltà in questo momento, però questo è un intervento che sì, costa qualcosina, perché comunque sia deve avere una copertura, ma in questo caso serve per produrre di più. Però non mi rispondere perché lascio la parola a Antonino che ti fa una domanda. Paolo, vai. No, io vorrei passare, diciamo così, sul campo. Intanto che cosa si fa adesso in questo periodo dell'anno per quanto riguarda la coltivazione delle ostriche e l'allevamento delle ostriche? La seconda cosa, diciamo così, stasera che ostrica ci suggeriresti e con quale abbinamento? Dunque, per quanto riguarda le lavorazioni, stiamo sia, tra virgolette, seminando, ovvero stiamo mettendo a mare le ostriche nuove, quelle piccoline, nate da qualche mese, in modo da preparare la produzione per l'anno a venire, e dall'altro stiamo seguendo comunque le fasi di crescita delle ostriche che abbiamo nel mare, stiamo facendo molte asciugature e operazioni di rifinitura per preparare le ostriche per Natale, perché comunque sia Natale è una stagione importante per noi, quindi stiamo preparando il prodotto tutti in Italia, ci stiamo tutti lavorando per dare ai consumatori il miglior prodotto che possiamo fare. Ma io non mi sento di suggerire... Sì, ti sento Paolo, vai pure, vai. È Antonino che scricchiola con la seggiola che sentivamo, vai, perdonami. Cambia la seggiola, Antonino, cambia la seggiola. Vai Paolo, continua, scusami. Potevi dire che io caprivo un'ostrica. Sembrava di più quello, sì, vai. No, ecco, non mi sento di suggerire un'ostrica piuttosto che un'altra. Le ostriche italiane sono tutte buone. Quando noi facciamo il festival, mi sentite? Sì, vai, tranquillo, vai. Sì. Quando facciamo il festival è bello perché si possono assaggiare ostriche di tutta Italia, isole comprese, e ogni ostrica è diversa dall'altra. Sicuramente consiglio come abbinamento un vino fermo, magari un vino locale, per esempio le nostre ostriche di Spezia si abbinano molto bene con un vino locale che può essere un vermentino coltivato sul mare o un Cinque Terre o anche un passito come lo Chateaubriand. Allo stesso modo le ostriche sarde hanno i loro vini, le ostriche venete ugualmente e così via, perché il bello è proprio quello di
seguire il terroir del vino col terroir, usiamo un termine francese, col terroir dell'ostrica, ovvero sia le caratteristiche tipiche di quel mare che danno un sapore, un profumo, un'evoluzione particolare proprio dovuta alle caratteristiche chimiche e fisiche di quel tratto di mare, perché il mare di Spezia è diverso dal mare della Sardegna, diverso dal mare Adriatico in tutte le sue sfumature. Ecco. Il bello dell'Italia è questo, che giri l'angolo, cambia tutto. No? Tra parentesi, ricordiamo l'ostrica spezzina, ora facciamo un po' di sana pubblicità, questa colorazione verdogna. Raccontaci un po' di questa colorazione, dai. Ti permettiamo un po' di campanilismo questa sera, Paolo. Ma noi abbiamo la fortuna di avere nel Golfo di Spezia questa concentrazione di microalghe, di fitoplancton, che dà alle nostre ostriche un colore verde particolare, che poi si riverbera anche nel profumo, nel sapore, insomma, è caratteristico come può essere caratteristica, l'ostrica bianca di San Michele del Gargano o quella di San Teodoro o quella di Scardovari. Benissimo. Noi abbiamo questa fortuna. No, io devo essere molto democristiano, ve lo dico. Lo so, e del bello di Paolo Varella, fatemelo dire, che è un cultore proprio dell'ostrica e devo dire si spende molto per il settore a livello italiano, un settore che più è unito più riuscirà sicuramente a diventare competitivo. Mi viene a pensare anche l'ostrica, quella della Veneta che avevo assaggiato, ma tantissime buonissime. Infatti prossima edizione, che ti prego di ricordare se c'è già la data, comunque sia nel mese, il mese di riferimento, perché caro amico mio, caro Antonino Danna, sarai presente, mi raccomando, perché è veramente un passaggio da una regione all'altra con dei prodotti meravigliosi. Potremmo fare una diretta dal festival. Assolutamente sì. Io ho una sorpresa per te, caro Paolo Varella, perché te hai parlato di vini, fortunatamente non è sbagliato, hai parlato anche di vini delle Cinque Terre, perché qua ospite stasera con noi c'è un amico che è stato premiato proprio la scorsa settimana con un premio fantastico ed è qua a parlare con noi. Heidi Bonanini, ciao Heidi! Ciao a tutti! Ciao, allora abbiamo fatto questa Ben trovato. Scusami, non avevo capito. Abbiamo messo due amici insieme, fra parentesi due persone che ritengo molto speciali perché sono i due alter ego mare e terra, diciamo, Heidi Bonanini e Paolo Varella, con la stessa passione per i prodotti. Stasera facciamo naturalmente i complimenti ad Heidi Bonanini, che è un agricoltore delle Cinque Terre, fra parentesi un'azienda che si chiama La Possa, ha vinto proprio, e ci racconterai bene di questo premio, il nome di questo premio, per lo Chaquetrà, che è questo vino tipico proprio delle Cinque Terre, questo passito, anche se passito mi viene da dire, mi sembra un po' sminuirlo, metterlo nei passiti così. Dici qualcosa di più, Heidi? Sì, diciamo che siamo riusciti a raggiungere questo premio, che è il platino del Merano Wine Festival, che in 33 anni nessun ligure era mai riuscito a raggiungere. Ecco, quindi questo già di per sé è un grande risultato. Poi averlo raggiunto con quello che è il vino simbolo delle Cinque Terre, che voglio dire, come hai detto, è lo Chaquetrà, e in più è il nostro Chaquetrà, che viene tra l'altro a mare, quindi voglio dire unisce un po' unisce tanto del nostro territorio, voglio dire, perché come si diceva prima, il mare è la parte che trovi dentro i nostri vini, essendo davanti a una costa diruppata, e quindi il fatto di aver voluto osare a fare questa prova, questa miglioria di un prodotto che comunque è già di alta qualità, ci ha premiato, e a Merano, ecco, ci hanno consegnato questa diciamo, questo che forse è uno dei premi più importanti che ho preso in tanti anni di carriera. Ecco, diciamo una cosa, difficile lavorare in mare, difficile ancora di più lavorare, fatemi dire, la terra di questi posti meravigliosi. Cosa vuol dire fare agricoltura? Lo dico, è una domanda retorica, però tanti radioascoltatori magari conoscono, ma non hanno mai sentito parlare di un agricoltore vero delle Cinque Terre, cioè una persona che deve praticamente andare su delle pendenze quasi da
scalatore con questi muri a secco che vengono forgiati da un'arte che si tramanda da padre in figlio, quindi un territorio veramente in cui la terra viene rubata, la terra per l'agricoltura viene rubata alla collina, dove si costruisce praticamente il muretto sullo scoglio e dove te vendemmi sul mare, fra parentesi, Heidi. Ecco, cosa vuol dire Sì, impegnarsi in questo territorio? Sì, noi diciamo, impegnare chiaramente in un territorio come le Cinque Terre vale tanto l'essere nato qua, cioè perché non è un lavoro semplice, è un lavoro proprio ai limiti della fisicità umana, però quello che ti fa andare avanti è proprio il fatto di farlo per il tuo territorio, per il territorio per cui ci sei nato. Ecco, noi lavoriamo in questa valle che è proprio a picco sul mare, con delle pendenze che arrivano fino al 50%. In questi è un'impresa che è partita 30 anni fa, quasi per scherzo. Oggi fortunatamente è una delle aziende più visitate a livello, diciamo, online. Abbiamo dei dati dove le nostre foto vengono visitate da migliaia e migliaia di utenti, e proprio per fare un recupero di una tradizione, perché comunque davanti a tutto ci deve essere quello, ci deve essere la tradizione, ci deve essere l'unicità del territorio. 5 anni fa ci siamo spinti proprio fino alla prima terrazza sul mare e abbiamo ripreso la vendemmia con la barca, che era una cosa che fin dagli anni 70 era scomparsa, e giusto proprio per arrivare dentro il porto, cioè quell'emozione quando arrivi dentro il porto e di Rio Maggiore, il porticciolo, la gente si aspetta di vedere scaricare il pesce, invece scarichi l'uva, ecco. Quindi è quell'attimo Meraviglioso. quasi di curiosità, che però poi voglio dire, è un ritorno indietro, quindi noi quando la facciamo ci sentiamo anche un po', ci sentiamo un po' il peso di chi ci ha preceduto, ecco, sulle spalle. Certo, adesso fammi alzare un attimo la palla all'amico, dato che sono due grandi amici, soprattutto due rappresentanti di Slow Food, quindi si impegnano veramente per i prodotti del territorio e amano sia il proprio lavoro sia sponsorizzarli, perché girate veramente tantissimo per uno far soprare le ostriche e l'altro per far conoscere il proprio vino. Cosa vuoi dire te, Paolo? Ma io dico, come ho già detto a Heidi tante volte, che se vuol far invecchiare il suo vino nei nostri vivai sul fondo sopra le nostre ostriche sarebbe una cosa stupenda, anche perché noi abbiamo testato con le nostre ostriche, come ho accennato prima, gli abbinamenti con lo Shaketra, è veramente una trovata pazzesca, bellissima. Io tutte le volte che incontro Heidi in qualche manifestazione ci vediamo, poi siamo delle ore chiacchierate, alla fine arriviamo sempre a partorire delle idee mostruose, però sono stupendi. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Siete due alter ego, uno di mare, uno di terra, ma con la stessa direzione. Antonino, te ti sarà venuta l'acquolina in bocca, penso, perché fra tutto quello che abbiamo detto fino adesso, vai. E appunto, parliamo di abbinamenti allora. No, A parte il fatto che qui per terra c'è la bava, ma voglio dire, a maggior ragione, cosa si beve stasera? Cosa ci consigliai, dai? Noi diciamo che con Paolo, come diceva, spesso siamo arrivati a fare questi abbinamenti che in certi casi sembravano quasi delle scommesse, delle cose un po' strampalate. Invece abbiamo visto che un'ostrica di spezia con un bel bicchiere di Shaketra si bilancia una vicenda e di gran lunga ha superato il famoso ostrica champagne, no? Ecco, quindi il consiglio che do è io penso sempre che i cibi del territorio vanno consumati con i vini di quel territorio, ecco, quindi penso che con ostrica e Shaketra abbiamo toccato uno dei punti più alti dei abbinamenti culinari. Assolutamente. E il bello, fatemi dire, che in ogni angolo del nostro paese, qua fra parentesi parliamo veramente di, insomma, un piccolissimo angolo d'Italia, bellissimo, fatemi dire, sono campanilista al massimo, ma ti sposti di pochi chilometri e trovi un'altra tradizione, un'altra cultura, altri prodotti meravigliosi. Quindi tutta un'Italia da conoscere, da saporare e da valorizzare. Grazie a Heidi Bonanini e a Paolo Varella. Alla prossima. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie a voi. Ciao.
E allora, E allora? Siamo arriva siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine. Sì, hai visto, Sembrava una siamo so puntata che non riusciva a arrivare alla fine, ma ce l'abbiamo fatta lo stesso. ma figurati, noi siamo gente che non s'arrende, poi voglio dire, le puntate così forse sono anche le migliori perché come vedi è proprio un tuffo nella realtà minuto per minuto, come vedi stasera abbiamo potuto fare informazione anche su quello che sta avvenendo oltreoceano, insomma mi sembra che siamo ampiamente diciamo così, sul pezzo e stiamo raccontando la realtà in evoluzione così com'è. Del resto la radio è questo, narrazione nell'immediato, per cui tu stasera che mangi? Che domande, non lo so, E non lo lo so, ma so. mi state facendo venire fame, avete parlato di Adesso ostriche, di si vino. sbrana, vedrete Cioè, so Antonino figlio che di Dio pure aggredirà io, il solito. Meno sono male figlio di Lorenz Dio che non anch'io. sei, che non è in studio, perché secondo me ti sbranava Antonino. C'era No, del no, 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 cannibalismo. non mi permetterei mai, figurati, ci mancherebbe pure. Ansa, Lorenz ride, però insomma non sono propriamente così belluino, è vero, nel comportamento nei confronti degli altri. bene, bene. Niente, direi che abbiamo fatto anche il nostro viaggio questa settimana, dopodiché Certo. la prossima sarà una settimana con una puntata un Ma po' vedi anche diversa. che il prossima settimana tu hai dato l'imbocco su il Kennedy che vuole riportare il latte Sì. crudo e la prossima settimana te andrai a parlare di latte. Sembra tutto casuale, ma casuale non è. Eh no, perché alla fine, sai, uno si deve pure giostrare le cose, insomma, un pochino di mestiere, no? Per la precisione, io sarò giorno 20, Latte Italiano, la forza della cooperazione, il primo summit della cooperazione lattiero-casearia, The Westin Hotel, Piazza della Repubblica 20, Milano. Si parlerà del quadro economico del lattiero-caseario europeo e le future sfide della filiera. Ci sarà Brigitte Mison, capo dell'unità dei prodotti del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione Europea. Ancora il valore della cooperazione lattiero-casearia italiana, una tavola rotonda, gli elementi di distintività della cooperazione lattiero-casearia. Simona Caselli, presidente Gran Latte, Tiziano Fusarpoli, presidente Latteria Sorresina, Nisio Paganin, caseifici Gran Terra, Elisa Cugini, imprenditrice agricola, socia della latteria sociale La Mezzanese. Scusa, ma lei non è stata nostra ospite la Certo, Cugini? certo che è stato. Allora ricordavo bene. Stefano Albasini, presidente di Trentin-Grana con Cast. Ma tu lo bevi Ancora? ancora il latte? Alla tua veneranda età? Certamente, io la mattina mi faccio sempre il caffè e latte. Per Ah, cosa me, ci metti? io Dimmi, dimmi che usi un biscotto che ti arriva dagli anni 80-90, dimmelo, ti prego, dimmelo perché mi fai morire stasera. Non puoi usare un biscotto moderno, qualcosa. Vediamo se te la ricordi sta musichetta. Non ci arrivo, guarda. Gran Che turchese se ce ce n'è n'è... uno, co- come lui non c'è nessuno. E allora Uno fra i tanti. ci rivediamo la prossima settimana. Grazie a Loris in regia, grazie al mitico Antonino Danna. Al prossimo venerdì. Ciao a tutti! Ciao Lorenzo, a venerdì prossimo. Allora, Lorenz, mandiamo un po' di musica e poi torniamo con Ale Musella tra poco.
A te la linea. Grazie Lorenz, le 19, 2 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Chilometro Zoom. Vi ricordo sempre le coordinate a cui incrociamo: 340 670 9659 oppure 029294 7222. Per le vostre telefonate invece il 340 670 9659 e per le zappe o WhatsApp. Da questo momento il telefono è aperto, 029294 7222, siete i benvenuti. Allora andiamo a vedere che cosa succede in questo nostro vasto mondo stasera, in questo venerdì 15 novembre dell'anno del Signore 2024, puntata numero 884 di Chilometro Zoom. Lunedì sarà la numero 885, quindi andiamo piano piano verso quota 900, cavolo, per cui il mese prossimo per Natale mi sa che festeggiamo quota 900, dopodiché ne mancheranno 100 soltanto per toccare quota 1000, e a 1000 dovremmo fare una grande festa, secondo me. Che dite? Facciamo una festa, un raduno degli ascoltatori, non lo so, qualcosa la inventeremo, va bene. Allora, vediamo un po' che cosa... Viviamo in un mondo straordinario, cioè Bob Kennedy Jr. viene indicato come il diavolo in persona, il male assoluto. Sapete che cosa è successo? Sapete che cosa è successo, diciamo così, bla bla bla? Già, no. Sapete che cosa è successo quando è arrivata la notizia della nomina di Bob Kennedy Jr. alla sanità? Bene, c'è stato il crollo delle azioni del mercato della sanità. Per esempio, la BBC dice che la Pfizer meno 4 in borsa, quindi alla borsa Wall Street, Moderna meno 9 a metà giornata, mentre invece sui borsini, sui listini britannici, AstraZeneca e GSK perdono il 3%. Comunque c'è una telefonata, pronto, chi è là? Sì, buonasera Antonino dal Veneto, dalla provincia Ciao di Treviso. Antonello. Buonasera. Seguivo prima la tua trasmissione sulla questione del cibo sintetico con i tuoi ospiti. Sì. E mi sono chiesto, ma abbiate pazienza, nel ristorante del Parlamento del Senato, perché la convention di destra che sta governando non ha ancora chiesto una variante al regolamento della Camera e del Senato, imponendo a tutti il pasto con il cibo sintetico? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è questa: sono passati ormai 8 anni, non so se ti ricordi quando si battagliava sulla questione del referendum su una legge voluta da una parte e dall'altra, dove doveva intervenire la Corte Costituzionale. Bene, siamo ancora alle solite: prima viene fatta la legge, poi viene fatto il casino, poi dopo mesi la Corte Costituzionale finalmente si dichiara se è costituzionale o no una determinata norma o no, come sta facendo con il caso della legge dell'autonomia. Non è meglio fare come fanno i francesi, ovvero prima di promulgare una legge si interpella la Corte Costituzionale, lei dice quali cose sono o non sono costituzionali, si fanno le apposite correzioni e si propone poi il tutto alla legge, così la finiamo. Ma questo ancora i nostri governanti di destra, visto che adesso sono loro, non hanno ancora capito? Invece che parlare sempre di robe che non hanno senso. Grazie Antonino, buona giornata. Antonello, tu hai posto una domanda molto intelligente, allora proviamo a dare una risposta. Intanto in Italia la Corte Costituzionale viene adita secondo un procedimento indiretto, nessuno la può interpellare direttamente. Non è come in Germania, dove tu ti puoi rivolgere direttamente alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ti risponde su un determinato problema. Seconda cosa, tu dici, ma perché non scrivono o non telefonano prima alla Corte Costituzionale come fanno i francesi, o si fanno dare qualche consiglio sulla stesura dei testi?
E qui mi verrebbe da dire che la vergogna dovrebbe cadere su un Parlamento nel quale l'80% dei presenti sono o laureati o laureati in materie giuridiche o gente che addirittura fa l'avvocato. E poi un'altra parte di vergogna dovrebbe cadere su tutti quegli impiegati del ministero, dei vari ministeri, anch'essi dotati di laurea in giurisprudenza, i quali stendono in realtà le proposte di legge. E naturalmente c'è un ultimo fatto, e l'ultimo fatto lo diceva la buonanima del professor Cavanna, il mio professore di storia del diritto italiano all'Università Cattolica. Lo ricordo come fosse adesso, pace all'anima sua. Il professor Cavanna diceva questo: in Italia, siccome i governi sono quasi sempre di coalizione e si reggono per pochi voti, tu non troverai mai una legge fatta in maniera netta, scolpita. Perché? Perché le leggi, per mettere d'accordo tutti e chiaramente passare poi in Parlamento, diventano degli enormi compromessi, con enormi concetti sfumati e così via. E questo genera l'altro cortocircuito, cioè c'è un giudice che è chiamato a pronunciarsi su quella legge e inevitabilmente finisce per interpretarla e inevitabilmente finisce per porre tutta una serie di principi o di condizioni che magari non erano nemmeno nell'intenzione di chi ha voluto quella legge e che tecnicamente viene chiamato il legislatore, cioè tutti quelli che si sono messi lì in Parlamento e hanno votato sta legge che poi è arrivata sulla scrivania di Mattarella per la promulgazione. Io, permettimi, Antonello, sì, dice, ma i francesi hanno la possibilità di verifica da parte della Corte Costituzionale. Però, perdonami, se a ogni legge noi dobbiamo chiedere il VAR preventivo, perché peraltro non è compito della Corte Costituzionale consigliare il Parlamento, perché si creerebbe un cortocircuito assurdo. Cioè una Corte Costituzionale che dice al Parlamento come deve scrivere le leggi? E allora qui siamo proprio all'analfabetismo del diritto oltre che della democrazia. Cioè il Parlamento non è capace di scrivere una legge rispettosa della Costituzione? E allora siamo messi male in questo paese. Siamo messi davvero male. E la Corte Costituzionale non è stata concepita per questo. Se tu guardi l'articolo 134 della Costituzione, dice che la Corte Costituzionale interviene sulle leggi, non sulle proposte di legge, per dichiararne che cosa? La loro nullità costituzionale, per verificare la loro rispondenza al dettato costituzionale. Ma parliamo di leggi, cioè qualcosa che ha seguito tutto l'iter previsto dall'articolo 70 e seguenti della Costituzione, qualcosa che esiste già. Non può giudicare, non può dire una proposta, perché altrimenti chi siede in Parlamento sostanzialmente non sarebbe più libero di fare nulla. E io credo che sia libero anche di scrivere delle leggi che alla prova si rivelano delle cazzate. Perché? Perché deve restare come monito e ammonimento a scrivere delle leggi che cazzate non siano. Un'altra cosa, nel caso della legge sull'autonomia, attenzione, la signora Schlein si è messa gli occhiali sulla testa, come suo solito, e ha decretato che il governo è stato bocciato. Non è vero. La Corte Costituzionale non ha detto che la legge sull'autonomia è incostituzionale. Attenzione. La legge che è stata prodotta da questo Parlamento sull'autonomia e che Mattarella ha debitamente promulgato è una legge costituzionale, salvo che in alcune parti. Quelle parti si possono modificare, si possono integrare. Quindi il Parlamento può intervenire nel giro di 10 giorni se vuole risolvere il problema, se c'è un accordo politico nella maggioranza. Si tiene conto ora quello che cosa manca, cos'è? La motivazione, le motivazioni della sentenza, perché quello che abbiamo visto avantieri era un comunicato stampa della Corte Costituzionale. Bene, vediamo il deposito della sentenza, vediamo che cosa vuole la Corte Costituzionale, dopodiché nel giro di 10 giorni, se vogliono, le modifiche le fanno.
È solo questione di mettersi tutti quanti d'accordo. Tanto il governo i numeri li ha, la maggioranza in Parlamento c'è. Si riuniscono 3-4 persone, va Romeo, il capogruppo di Fratelli d'Italia, il capogruppo, come si dice, dei moderati, si vedono al Senato insieme con quelli della Camera. Testo là sul tavolo, ragazzi, questo è il testo, questa è la cosa che abbiamo elaborato assieme. Domani ci vediamo, prima la votate voi alla Camera e noi ve la votiamo al Senato. Basta, fine del problema. È solo questione di volontà politica, Antonello, non altro. E si può fare, si può fare. E per quanto riguarda il menù della Camera e del Senato, le Camere sono indipendenti e hanno i loro regolamenti, quindi. Ma poi sarebbe un controsenso che un governo che ha un ministero che si occupa della tutela del Made in Italy e che a maggior ragione ha un ministro dell'agricoltura molto agguerrito per quanto riguarda la tutela della qualità dei prodotti agricoli e alimentari italiani, mi sembra un po' un controsenso fare cibo sintetico nelle mense di Camera e Senato, quindi direi che vada bene così. Or dunque, a proposito di promulgare le leggi, intanto il telefono è sempre aperto 02 9294 7222 85. Adesso andiamo a vedere l'ANSA. Mattarella, ho promulgato leggi che non condividevo, ma era mio dovere farlo. Il capo dello Stato rivolta ai giovani, non affidarsi al web come fosse un medico di fiducia, poi rispondendo a uno studente, non diventare prigionieri del cellulare. Poi a qualcun altro gli ha detto non tornate a casa dopo le 11, insomma, un po' di questi discorsi. Cosa ha detto il Presidente della Repubblica all'evento 25 anni di Osservatorio Permanente Giovani Editori? Sì, ho adottato decisioni che non condivido, è capitato più volte. Il Presidente promulga le leggi ed emana decreti, ma ha delle regole che deve rispettare. Ora, detto da uno che è cintura nera di diritto costituzionale, quale il Presidente Mattarella, per lui dire questo è la scoperta dell'acqua calda. Invece voi vedrete tante anime belle che diranno «Oh, ma com'è imparziale il Presidente!» Grazie al cavolo, è il suo compito e lui lo fa. Quindi io non mi meraviglierei, cioè dov'è la notizia? Il Presidente della Repubblica assolve le sue funzioni. Cavolo, siamo contenti di questo, ci fa piacere. È ovvio che lui è tenuto a promulgare, cioè anche qui questa storia della promulgazione, no? Cioè la gente è convinta che il Presidente della Repubblica entri nella formazione delle leggi. Non è tenuto a fare, non è compito suo. La promulgazione significa solo attestare che la legge ha compiuto regolarmente il suo iter per poter diventare una legge. Poi se lui è d'accordo o meno con la legge, alla Costituzione non interessa, non deve interessare nemmeno a lui. E infatti lui lo dice. Più volte ho promulgato, dice ancora l'ANSA, leggi che non condivido, che ritenevo sbagliate e inopportune, ma erano state votate dal Parlamento e io ho il dovere di promulgare, a meno che non siano evidenti incostituzionalità. In quel caso ho il dovere di non promulgare, ma devono essere evidenti. Un solo dubbio non mi autorizza a non promulgare. Ancora, Mattarella ha detto, essere arbitro significa sollecitare al rispetto delle regole tutti gli altri organi costituzionali dello Stato e significa ricordare a tutti i limiti delle proprie attribuzioni e delle sfere in cui operano. Vale per il potere esecutivo, legislativo, giudiziario. Ciascun potere e organo dello Stato deve sapere che ha limiti che deve rispettare, perché le funzioni di ciascuno non sono fortilizi contrapposti per strappare potere l'uno all'altro, ma elementi della Costituzione chiamati a collaborare, ciascuno col suo compito e rispettando quello altrui. È il principio del check and balance. Ancora, c'è una percentuale non irrisoria, ha detto il Presidente, di persone che pensa che la terra sia piatta o c'è un grande allarme tra i medici e nel mondo della sanità per il ritorno di alcune malattie che sembravano debellate. Alla vostra età avevo compagni che si ammalavano di poliomielite, che è scomparsa grazie alla vaccinazione. O c'era il morbillo, che era una minaccia ed è scomparsa, ma ora comincia a riaffiorare perché siamo al di sotto della vaccinazione necessaria. Allora bisogna evitare il rischio di affidarsi al web come fosse il medico di fiducia.
Lo vediamo anche in questi giorni con conseguenze drammatiche. Contro strumenti che sono estremamente pericolosi è indispensabile essere formati. E avere strumenti di conoscenza che ci difendano è un'azione fondamentale. C'è il rischio di farsi catturare dallo smartphone e diventare prigionieri di un mondo che non risponde alla realtà, ha detto ancora Mattarella rispondendo alla domanda di uno studente. E ancora, l'immagine del Presidente della Repubblica come arbitro l'ho usata anch'io e ho detto che anche i giocatori devono aiutarlo nell'applicazione delle regole. La pluralità nell'aspetto delle regole è fondamentale. C'è una chiamata, pronto? Chi è là? Pronto? Sì. Ciao Antonio, sono Giuseppe. Ciao carissimo, dimmi. No, io volevo fare un'osservazione, cioè chi mi dice a me che i giudici della Corte Costituzionale siano all'altezza veramente di giudicare se le leggi sono costituzionali oppure no? C'è qualcuno? Perdonami, i giudici della Corte Costituzionale li prendono tra professori universitari, magistrati che abbiano più di 20 anni di carriera, cioè ci sono tutta una serie di requisiti e si cerca di prendere il meglio per un incarico, tra l'altro, che dura 9 anni e non è ripetibile. Non è detto che il meglio sia sempre il meglio, non è detto. Beh, allora che cosa ci vogliamo mettere? Anziché un professore universitario, chi ci mettiamo? L'uomo della strada? Abbiamo visto anche nel calcio, no? Che ha messo la VAR per evitare errori, eppure gli errori succedono ancora. E allora come lo mettiamo? Ma non è una partita di calcio. Padre Eterno in terra non ce ne siano. Come, scusa? Mi risulta che in terra, Padre Eterno, non ce ne siano ancora. No, non ce ne sono, però si cerca di pigliare quelli più bravi e più capaci sulla carta con i requisiti per cercare di fargli fare il loro dovere al meglio. Che dici? Però non devono vantarsi di essere chissà che cosa, cioè gli infallibili. Ecco, questo che volevo dire io. Ma la Corte Costituzionale non è investita di infallibilità. No, insomma, quando si dice da parte dei politici non bisogna criticare la cosa, basta, finito lì. E allora? No, non l'ho capita io questa cosa. No, quando la Corte, cioè i giudici, no, bisogna emettere dei giudizi, no? E che qualcuno si permette di criticare, cosa dico? Cosa insorgono subito le parti avverse, no, politiche, dicono no, non bisogna criticarla, basta. Vabbè, ma questa è la loro opinione, mica l'opinione della Corte Costituzionale, che grazie a Dio non si è mai proclamata infallibile, quindi chi se ne frega dell'opinione di chi dice che non si possono criticare le sentenze. Esiste un legittimo diritto di critica, lo dice la Corte Costituzionale. Bisogna soccombere. Come, scusa? Bisogna soccombere al giudizio loro. Ma il giudizio loro è il giudizio loro, il giudizio della Corte Costituzionale è quello della Corte Costituzionale, che c'entra? No, ma anche quello della Corte Costituzionale, cioè bisogna soccombere al loro giudizio, voglio dire, non si può criticare, basta, è morta là. Ma alla fine, dopo che la Corte Costituzionale ha fatto il suo dovere, che cosa dobbiamo fare? Un secondo tribunale costituzionale che rivede le decisioni? Ci dovrebbe essere anche la controparte, cioè dalla parte civile, che è delegata anche lei dai politici, cioè dal governo, a intervenire, cioè nel senso di collaborare con la Corte Costituzionale per vedere se le cose vanno veramente nel verso giusto. Ma una controparte civile che decide su un corpo magistratuale che a sua volta è indipendente è un assurdo giuridico, non si può fare. Allora andiamo avanti così. La Corte Costituzionale è indipendente, la dobbiamo sottoporre al controllo di... Però mi sembra un po' un'assurdità, vabbè, comunque. Scusami, perché ti sembra un'assurdità? Cioè, noi viviamo in una... il punto è questo. In questa realtà siamo tutti quanti fallaci e falliti. Ma non è che siccome gli mettiamo il VAR alla Corte Costituzionale, allora la Corte darà il risultato che vogliamo noi. Ci sono sentenze che alle volte sono favorevoli a un certo modo di pensare e ci sono sentenze che alle volte da un punto di vista politico possiamo non apprezzare. E questa è la vita, che possiamo fare? Vedi, gli errori, a volte il caso di Erba, no? Gli errori cosa portano? A giudicare, a condannare gente che non è colpevole. Quello che voglio dire. Sì, ma quello non c'entra con la Corte Costituzionale, attenzione. E comunque nei confronti di Rose Olindo, perdonami,
per quanto si possa essere convinti della loro innocenza, e io lo sono di sicuro, credo che loro non siano degli assassini. Sono sicuro. Resta il fatto che però hanno subito 3 gradi di processo, hanno subito anche una revisione e purtroppo dei giudici hanno decretato in tutte le sedi che non era possibile nemmeno la revisione del processo. Cioè, a un certo punto, ragazzi, una volta che i giudici hanno fatto il loro dovere, c'è anche un momento in cui la macchina della giustizia deve dire stop. Non è che possiamo continuare fino a quando non arriva la sentenza che piace a noi. Non funziona così. No, però a me mi gira, perché vedere condannare 2 innocenti a me mi gira, scusami. Ho capito che ti gira, però non ci posso fare niente, purtroppo. Questi signori hanno avuto tutte le garanzie del caso, hanno avuto tutti i gradi di giudizio del caso, gli è stata chiesta anche la revisione, gli è stata accordata, è stata discussa a Brescia, gli hanno risposto di no. Che altro dobbiamo fare? L'unica cosa che si può fare è se Mattarella gli dà la grazia. Non c'è altro. Sono incompetenti i giudici, basta, ecco. Ma non è vero che i giudici sono incompetenti, attenzione, per quale motivo i giudici non sono incompetenti? Perché non hanno fatto la sentenza che piace a te, perdonami. No, non è che piace a me. No, non è questo il discorso. Il discorso è che purtroppo sono due poveracci, va bene, ci sono degli avvocati che si hanno da fare, per fortuna, per la loro causa, però si vede come vanno a finire le cose quando non si è a una certa altezza. Vabbè, comunque. Non l'ho capito io. Non possiamo però ridurre tutto questo a una questione da bar, perdonami, quando non si è alla certa altezza, quando non si è qua, non si è là. Se parliamo da un punto di vista meramente di procedura penale, il loro giudizio l'hanno avuto. Sì, ma il giudizio sbagliato, secondo noi, no? Secondo te? Ho capito, siccome i loro avvocati avevano la possibilità di chiedere il riesame, l'hanno chiesto. La risposta è stata no. E quindi ora che si fa? Cioè andiamo avanti in eterno fino a quando non decidono che la risposta è sì. Purtroppo il sistema giuridico a un certo punto deve dire giudici, mettere degli altri giudici. Ma non si può continuare in eterno fino a quando non arriva la sentenza che piace a noi. Cioè, perché non tocca a noi? Se toccasse a noi... Ma non è questione che tocca a noi o non tocca a noi. È questione che molto semplicemente il sistema giuridico a un certo punto deve dire basta. Perché se no, se passiamo con questo, perché non riapriamo qualche processo a qualche illustre capomafia? E se ci fosse la pena di morte e quelli condannati a morte così ingiustamente? Ma grazie a Dio in Italia non c'è la pena di morte, meno male. In America, che sono democratici, sì, però. Non in tutti gli stati, tra l'altro, non è una cosa federale. Per fortuna. Come? No, non in tutti gli stati, per fortuna, dico. Ma lì è un altro sistema giuridico che funziona in un altro modo. Lo so, vabbè. Non è un sistema codificato come l'abbiamo noi. E comunque in un paese litigioso come questo, meno male che non c'è la pena di morte, meno male davvero. Perché tu ti immagini quanti ne avrebbero mandati di amici e nemici a morire. Lo so. Quello che succedeva magari i tempi addietro, i tempi andati. Quindi c'era anche gente che senza mandare a morire cristiani gli diceva, mentre gli mollava 20 anni di galera, questo cervello deve smetterla di funzionare per i prossimi 20 anni, sai, gliel'hanno detta ad Antonio Gramsci i giudici fascisti. Quindi come vedi ci sono le ingiustizie, non è che non ci sono. Poi detto ciò, ripeto, io sono convinto del fatto che secondo me Rose e Olindo sono innocenti, però ahimè c'è un momento in cui purtroppo la macchina giuridica dice stop e per loro purtroppo stop c'è stato, non ci posso fare niente. E mi dispiace. A me dispiace. E l'unica cosa che possono fare è se gli danno la grazia. L'unica cosa è se Mattarella li grazia. Mattarella. Bisogna vedere se ci sono i requisiti per la grazia. Tutto qui. Insomma, dopo 18 anni di carcere io credo che si possa cominciare a parlare di grazia. Magari aspettiamo un altro paio d'anni, aspettiamo che scenda un po' il clamore. Ma io li grazierei se fossi il Presidente della Repubblica.
non sono spacciatori di droga, di cose, di delinquenti, ma adesso, vabbè. Va bene, grazie. Ciao, grazie. Ciao, c'è un'altra telefonata, mi pare. Pronto, chi è là? No, non c'è. Ah, non c'è. Va bene. Purtroppo, ragazzi, mi dispiace, cioè, alla fine il sistema giuridico questo è. Alla fine questo è come disse una volta il buon Umberto Bossi, summum ius, summa iniuria. E alle volte può succedere, sì, può succedere purtroppo. Come diceva il brocardo latino citato da Bossi, proprio così, summum ius, summa iniuria. E tante volte tu dici, sì, il procedimento è stato corretto, ti abbiamo offerto tutte le garanzie del caso, eccetera, eccetera, però alla fine si è rivelata un'ingiustizia. E purtroppo questo accade, lo sapevano i romani 2500 anni fa, succede ancora oggi, a seconda di quello che voi pensiate su Erba. Purtroppo è così. Alla fine la macchina deve fermarsi, non può continuare ad andare ancora avanti, sì, no, qua e là. Che possiamo fare? C'è un'altra zappa, vediamo un po'. Allora, scusa, Clara da Sondrio. Ciao Sara. Sì, Sara, Clara, scusami. Scusate se discuto di un altro argomento, mi scrive Clara, ma sono molto indignata di tutto ciò che sta succedendo in questo paese, con quelle manifestazioni fatte da quelli che la sinistra definisce studenti, scusate, dove la stessa li sta proteggendo. Tutto ciò è vergognoso, ma è possibile che non si possa fare nulla prima che succeda qualcosa di irreparabile? Bella domanda, anche perché oggi pomeriggio a Torino è spuntato di nuovo il simbolo della P38, come nel 77. Io veramente resto esterrefatto da quello che circola nelle scuole italiane a livello ideologico, veramente. Spero che il ministro Valditara dia una certa sterzata a certe uscite che francamente... Ma d'altronde, povero Cristo, pure Valditara. Ma avete visto, sto cristiano sta cercando veramente di fare le cose umane e divine per rimettere in carreggiata la scuola italiana e si trova davanti uno che gliele dice di tutti i colori, che arriva a dire che gli dovrebbero sparare qua, là. E per giunta, quando questo galantuomo viene sospeso viene sospeso dall'insegnamento e gli riducono lo stipendio del 50%, ecco che i compagni, cara Clara, arrivano e dicono: ah no, ma come? Ma era manifestazione del pensiero. Ora io da questo microfono dico: il signor XY, per quanto mi riguarda, gli dovrebbero sparare per strada. Giustamente viene Giovanni Sallustico, Giulio Cainarca, mi acchiappano per le spalle, mi dicono: sei tanto simpatico, ma ora te ne vai a quel paese perché tu non puoi dire queste cose, mi cacciano e fanno bene. Cioè, gli si può solo battere le mani, perché giustamente c'è anche una responsabilità penale su queste cose. Pausa e poi abbiamo Berengaro in Subrico, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, alle 19:31 minuti e 5 secondi, sempre qua a chilometro Zoom. Berengaro in Subrico da Roma, mi scrive al 340-670-9659, comunque il telefono è sempre aperto, 0292947222. Berengario saluta e dice: autonomia ed economia regionale vanno davvero d'accordo? Le regioni del sud non hanno strutture industriali come si deve, faranno tutti i camerieri per i turisti? Altra domanda: ma quando verranno ripristinati i gratuitissimi MAV e RAV per pagare l'APA invece di sovrattassare gli utenti a favore di aziende private delegate chiamate banche? Le tasse non si riesce a farle calare, la commissione non è forse un'altra tassa? Resti in ascolto finché posso, attendo una risposta già da anni. Frate, io su questa cosa non ti so rispondere, non ho la boccia di cristallo. Vengo invece alla prima parte della domanda. Non è del tutto vero che le regioni meridionali non abbiano strutture industriali come si deve. Per esempio, l'Etna Valley è la nostra Silicon Valley italiana, cioè è tutta quella zona industriale a sud di Catania, tra Catania e le pendici dell'Etna,
dove si stanno stabilendo varie realtà dell'informatica, per esempio. Poi ancora, in Basilicata c'è il petrolio. Non so se lo sapete, ma il petrolio viene estratto dagli americani in quel della Basilicata. Esistono svariate aziende anche di macchine agricole nella Puglia. La Campania ha i suoi poli industriali, Pomigliano d'Arco per citarne uno, ma non mancano. In Calabria siamo messi un po' male, però abbiamo per esempio l'Itaci a Reggio Calabria, quella che era l'Omeca, Officine Meccaniche della Calabria, che si occupa di produrre i treni. Pensate che le navette che trasportano i camion e le auto dentro il tunnel della Manica portano orgogliosamente una targhetta con la scritta Officine Meccaniche della Calabria, Reggio Calabria, Italy, per cui non è che sono proprio gli ultimi della classe. È vero un'altra cosa, tu dici faranno tutti i camerieri per i turisti? Certo che no, non faranno tutti i camerieri per i turisti, anche perché l'idea alla base del governo è quella di trasformare il meridione d'Italia e segnatamente la Sicilia l'hub delle energie, quindi gasdotti, produzione di energie pulite, più il ponte che a cascata farà ricadere tutta una serie di crescite economiche. E capisco che quando si parla di ponte c'è sempre quello che fa il risolino, c'è sempre quello che dice che non è possibile, che è inutile, ma sono le stesse cose che si sono dette per l'autostrada del Sole. Lo scrisse l'Unità all'indomani dell'inaugurazione dell'ultimo tratto dell'autostrada del Sole, scrissero hanno costruito l'autostrada ma non sappiamo che farcene perché le strade locali sono tutte un colabrodo, mancano le strade che sono tutte buche, serve migliorare la sicurezza stradale, gli stessi discorsi che oggi si fanno quando si parla del ponte. Si dice vabbè, però il ponte lo fanno, ma in Sicilia ci sono i tratti di ferrovia a binario singolo, c'è questo, c'è quello, ma così come quando in Italia si stavano costruendo le dorsali dell'alta velocità, che poi ancora non sono finite perché manca tutta la parte da Brescia fino a Venezia almeno dell'alta velocità. Ecco, i soliti discorsi che io sentivo, fanno l'alta velocità, buttano soldi e poi i treni dei pendolari fanno schifo, fanno pena. 20 anni fa io li prendevo i treni dei pendolari in Lombardia, vi garantisco che facevano davvero schifo, specialmente rispetto a quello che circola ora sulle ferrovie in Lombardia. Costruire un treno costa non soltanto soldi, costa soprattutto tempo. Il treno che porta 900 persone non è una cosa che si costruisce nel giro di 40 ore, che era il tempo che la Fiat assegnava a Termini Imerese per la costruzione di una 600 negli anni 60. In 40 ore ti faceva una 600, 5 giorni, 8 ore lavorative al giorno. Ma una 600 portava 4 persone, non 900. E qui il problema. È sempre questo benaltrismo, no? Fanno il ponte, però in Sicilia ci vorrebbe questo, ci vorrebbe quello, ci vorrebbe quell'altro. Perché poi improvvisamente si ricordano tutti di tutti i malanni che ci sono, però quei malanni sono lì da più di 20 anni, 30 anni, 40 anni e nessuno ci ha mai posto rimedio. Ora improvvisamente nel giro di 6 mesi bisogna porre rimedio. E poi faremo il ponte, ma chi l'ha detto? Quindi poi aggiungerei anche un'altra cosa, autonomia ed economia regionale vanno davvero d'accordo? Beh, se le regioni sono anche libere entro certi limiti di gestire la loro tassazione fiscale o di usare determinati sconti e vantaggi, sì, perché sai, una delle idee, per esempio, che si potrebbero rispolverare direttamente alla Prima Repubblica e che già la Meloni aveva comunque qualche volta vi aveva accennato, è la possibilità di creare una zona tax free nel meridione d'Italia per garantire lo sviluppo economico e quindi costruire nuove fabbriche e quindi costruire nuovi indotti. Non necessariamente si tratta di fare delle fabbriche che produrranno macchine, tubi, carpenteria o robe del genere,
potrebbero essere per esempio roba per nanotecnologie, istituti che si occupino per esempio per l'agricoltura del futuro, tipo l'allevamento intensivo dell'olivo. In Spagna queste cose le fanno da 40 anni. Gli oliveti intensivi che sono bassi, che sembrano, sapete, quelle aiuole autostradali che si vedono lungo l'autostrada, ecco, ci passa una macchina a cavalcioni e automaticamente fa l'abbacchiatura delle olive. Certo, un oliveto intensivo, super intensivo come questo, vi dura 20 anni e poi le piante schiattano. Però intanto gli spagnoli con il loro olio hanno invaso l'Europa, grazie a questo sistema. Cioè, se ne possono fare tante di cose, tante. Non c'è soltanto andare in fabbrica, c'è per esempio sviluppare nuovi materiali, appunto, nuova agricoltura, nuove tecnologie. Queste cose si possono fare, si devono fare. Quindi è tutta questione di averne volontà e di avere lungimiranza, di avere la capacità di guardare lontano. È un governo centrale che comunque da Roma vigila su tutto questo, che ha un'idea di sviluppo, una certa idea dell'Italia di come sarà, non ora, ma tra 10 anni, 15 anni, 20 anni. Se no non andiamo da nessuna parte, gente, tranquilli che non andiamo da nessuna parte. 029294 7222 se volete telefonare, oppure 340 670 9659. Ecco qua, eccoli qua gli eroi sull'Ansa, manifestazioni in più città, gli studenti scendono in piazza, slogan anti-Meloni, spunta il simbolo della P38, agenti feriti. Io sto con gli agenti perché sono figli del popolo. A Roma in marcia contro la Premier e Valditara, i ragazzi davanti alla sede del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Vogliamo risposte, ma il governo è disinteressato. La Presidente del Consiglio certa politica non giustifichi, e fa bene a dirglielo. Sentite qua che roba. Dopo le manifestazioni, scrive l'Ansa, che stamattina si sono svolte in tutta Italia, il Ministero dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha rifiutato di incontrare gli studenti e ascoltare le loro istanze. Lo hanno detto gli studenti che questa mattina hanno manifestato arrivando sotto al MIM. Ancora una volta il Ministero si dimostra disinteressato ad ascoltare la voce dei giovani che oggi hanno riempito le piazze di tutto il paese, commenta in una nota il coordinatore nazionale della rete degli studenti medi, Paolo Notar Nicola. Serve ascoltare le associazioni studentesche garantendoci spazio di discussione e confronto reale su temi che ci riguardano. Continueremo a chiedere un confronto col Ministro per fermare le politiche scellerate sulla scuola. È più di un anno che il Ministro non convoca il FAST, il forum delle associazioni studentesche più rappresentative. Sono anni che chiediamo tavoli di discussione permanenti con le istituzioni a livello locale e nazionale, aggiunge poi il coordinatore nazionale dell'Unione degli Studenti, Tommaso Martelli, che continua. Oggi eravamo in piazza in tutta Italia, a Roma sotto al Ministero abbiamo nuovamente chiesto un confronto che ci è stato rifiutato. Questa notizia non ci stupisce in quanto è perfettamente in linea con la disintermediazione e repressione, oddio, la repressione, imposta da Valditara negli ultimi 2 anni. La mole antonelliana è stata oggi presa di mira in occasione del corteo pro-Palestina che ha attraversato le vie del centro di Torino, continua l'Ansa. La bandiera italiana è stata strappata, alcuni muri imbrattati, il personale addetto al museo è stato oggetto di violenza. Fermo restando il diritto di testimoniare la vicinanza al dolore di chi ha sofferto e soffre, condanniamo con fermezza azioni come queste. Così Enzo Ghigo e Carlo Catrian, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema, commentano gli atti vandalici compiuti da alcuni manifestanti al Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana durante il corteo degli studenti. Durante il corteo studentesco Propal che si sta svolgendo a Torino, a cui partecipano alcune centinaia di ragazzi, alcuni giovani hanno fatto il gesto delle 3 dita a simboleggiare la P38. Come avveniva nei cortei degli anni 70 negli spezzoni dell'autonomia operaia. Al corteo di stamattina partecipano diversi collettivi studenteschi, alcuni vicini al centro sociale Ascatasuna, considerata oggi ultima roccaforte dell'autonomia in Italia. Dice la Meloni, anche oggi abbiamo assistito a inaccettabili scene di violenza e caos in alcune piazze, ad opera dei soliti facinerosi.
Diversi agenti delle forze dell'ordine sono finiti al pronto soccorso a causa di ordigni e scontri. La mia totale solidarietà va a tutti gli agenti feriti, con l'augurio di una pronta guarigione, afferma sui social la premier Giorgia Meloni. Spero, aggiunge, che certa politica smetta di proteggere o giustificare queste violenze e si unisca senza ambiguità alla condanna di episodi così gravi e indegni. Identificate chi sono questi signori, a fine anno una bella bocciatura. Come minimo. Come minimo. Ma il diritto erano in piazza a manifestare, non con la P38. Le P38 ve le dovreste ficcare nel libro di storia, ciucci, ignoranti, capre. Aprite un fottuto libro di storia, studiate che cosa significava quel fottuto simbolo con le 3 dita, capre, e scoprirete, capre, che quel simbolo fottuto con le 3 dita, capre, che non siete altro, e lo ripeto ancora, capre, quel fottuto simbolo con le 3 dita è costato morte, è costato devastazione ed è costato il dramma di tante famiglie, dove padri o fratelli o madri o parenti non sono più tornati. E sapete perché, capre? Perché gente come voi che agitava quel simbolo fottuto lì gli ha sparato. Capre ignoranti. Andate a studiare la P38, ficcatevela nel libro di storia. Lì ve la dovete ficcare la P38. E magari imparerete studiando un po' di storia che questi gesti del cazzo ve li potete risparmiare, perché avete questa roba qua, la P38 ha rovinato l'Italia tra il 1978 e il 1980. Andate a studiare quanti sono stati i feriti e quanti sono stati i morti degli anni di piombo. Andate a studiare che cosa è successo negli anni tra il 1978 e il 1980 in questo paese. Andate a studiare questo. E magari quel gesto maledetto che avete fatto vi sembrerà vergogna, perché questo è. Bene, io direi che per questa sera abbiamo finito. Perdonate la tirata che ho fatto, però io trovo veramente pazzesco il fatto che ci sia gente oggi che peraltro all'epoca di quei fatti non era nemmeno nella mente di nostro Signore, gente così che va in giro e fa il gesto della P38, gente che si atteggia a fare la rivoluzionaria, a fare questo, a fare quello, col cellulare in mano, però simbolo di una potenza capitalista e dello stato imperialista delle multinazionali. Ecco, andatevi a studiare pure questo sul libro, capre. Va bene, e comunque bocciateli tutti. Ministro Valditara, li faccia bocciare veramente, perché gente che va in giro e fa questi gesti non ha il diritto di arrivare agli alti gradi degli studi, come dice la Costituzione, perché ruba qualcosa ai figli di mamma che oggi, anziché andare a fare il gesto della P38, erano a studiare, a prepararsi gli esami e a fare la loro parte nel mondo. Capre. Prendete un libro di storia, la P38 ve la dovete ficcare nel libro di storia. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento lunedì alle 18:05 trattabili, se avete voglia, qui a Zoom, sulle nostre magiche onde. Che dire di più? Che io vi ringrazio come sempre del vostro tempo. Ci salutiamo con una canzone di Ron del 1994, Il sole e la luna. Chiudiamo con un po' di poesia alla faccia delle P38, capre. Grazie ancora per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, malgrado tutto. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Chilometro Zero.